Bentornati carissime amiche e carissimi amici. Oggi altre 10 domande e risposte sul vino, dalla 121 alla 130. Quindi stiamo andando veramente a grandi passi verso la domanda numero 201, che sarà un video a parte. L'ultima domanda sarà un video a parte, questo già ve lo posso anticipare. Parleremo di un argomento che interessa a tutti, appassionati, e anche chi è che magari è diventato sommelier. Magari una domanda che non si sono mai posti, o comunque che non è mai stata organizzata bene per poter arrivare al risultato finale. Vi ho messo curiosità? Spero di sì. Ma adesso, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, condividere i nostri video con i vostri amici, con gli appassionati del mondo del vino. Cliccate sulla campanella che vi permetterà di essere sempre aggiornati su quello che facciamo, e proprio in merito a quello che facciamo, www.atavolaconbacco.it, che è il nostro sito ufficiale. Allora, partiamo con la domanda numero 121, che è: per cucinare si usa sempre un vino secco? Ecco, simpatica questa domanda qui che mi hanno fatto, perché si dà sempre per scontato che si usa il vino secco. Allora, generalmente sì, generalmente si usa un vino secco, può essere più o meno strutturato, più o meno alcolico e così via. Cosa ci serve il vino? Beh, l'estratto secco del vino, quindi diciamo la glicerina, diciamo i polifenoli, i tannini, quello che è l'architettura del vino si lega al nostro piatto. L'alcol serve per, diciamo, sciogliere i grassi. Faccio un esempio: i grassi, per esempio gli umori del nostro piatto, che si poi uniscono bene a tutti gli ingredienti. Ma non abbiamo bisogno di zucchero. Lo zucchero non evapora, lo zucchero si andrebbe a legare nel nostro piatto. Dico evapora perché? Perché quando mettiamo ad alta temperatura l'alcol, diciamo il nostro vino, nel piatto, l'alcol evapora, magari non evapora tutto, però gran parte sì, specialmente in alcuni piatti dove sono previste lunghe cotture. Se abbiamo un vino dolce o con residuo zuccherino, diciamo così, lo zucchero rimane nel piatto. Quindi la domanda da fare, che ci dobbiamo fare, è: ci serve dello zucchero nel piatto? Se sì, possiamo utilizzare anche un vino dolce. Se non ci serve, come la gran parte delle volte, allora il vino sarà secco. Domanda numero 122. Che cos'è il decanter e come va usato? Ne abbiamo parlato la volta scorsa, no? Per esempio di un paio di sistemi per riscaldare o raffreddare il vino se non abbiamo la temperatura di servizio giusto. Il decante va utilizzato generalmente per decantare il vino, cioè aprire un vino magari che abbia dei residui, delle fecce, magari dei tartrati sul fondo della bottiglia, magari un vino che è particolarmente affinato o maturato nel tempo in bottiglia, che ha sviluppato dei depositi, chiamiamoli così. Quindi lo verseremo lentamente, anche per farlo ossigenare, per farlo riprendere, all'interno del decanter, va bene? E ci fermeremo il momento che vedremo, magari utilizzando, una volta si utilizzava la candela, adesso io direi che si può utilizzare anche la luce del cellulare, vedremo sull'ansa, no? Sulla spalla della bottiglia che arrivano i depositi. A quel punto noi metteremo e avremo un vino, diciamo, pulito all'interno del decanter. Con il decanter andremo a fare il servizio. Se intendiamo invece scaraffare, che significa? Significa versare il vino velocemente, ovviamente vini giovani, magari senza depositi assolutamente, per fare ossigenare il vino. Magari se abbiamo qualche difettuccio, tipo che percepiamo qualche difettuccio, non quello di tappo che non si leva, ma ad esempio o l'ossidato e così via, ma sempre un sentore di ridotto, oppure dell'anidride solforosa, no? Quel sentore un po' di zolfo, proviamo a ossigenare il vino, visto che sono degli aromi che se ne vanno nell'aria, diciamo così, evaporano, va bene? E a quel punto serviamo sempre con il decanter il nostro vino, sperando magari di aver eliminato questo difetto. Domanda 123.
cosa sono i tannini e che effetto hanno sul vino. Oh, questa è veramente interessante. Allora, i tannini hanno un effetto importante sul vino, anzi veramente non hanno un effetto importante, hanno più di un effetto nel vino. Intanto è un estratto vegetale che non è presente solamente nel vino, ma è presente ovviamente nell'uva, nel raspo, sui vinaccioli, all'interno dei vinaccioli e anche sulla buccia, diciamo, sulle vinacce, all'esterno, diciamo, dell'acino, va bene? Sono presenti nel legno dove facciamo l'affinamento, la maturazione del nostro vino, danno colore, sapore, struttura e permettono anche una maggiore longevità del vino, perché proprio hanno questa caratteristica di protezione del vino e permette magari di vivere più a lungo, va bene? Il tannino lo riconosciamo anche perché oltre che il colore rosso o anche i bianchi hanno da un po' di tempo a questa parte, tipo con gli orange wine, anche dei tannini magari più leggeri, però li percepiamo, va bene? Hanno quella sensazione di astringenza, ci danno quella sensazione di astringenza in bocca tipo del caco acerbo. Se volete capire bene, prendete il raspo dell'uva, diciamo assaggiate il raspo, sentite questa astringenza in bocca. È una sensazione di astringenza, praticamente il tannino si lega alla nostra saliva e decadono e lasciano una bocca asciutta, una bocca secca. Questo ci serve ad esempio se abbiamo un piatto particolarmente untuoso o scusate, se non abbiamo il tannino ad esempio nel vino, dobbiamo sfruttare l'alcol. Per esempio i bianchi che hanno una particolare magari non hanno i tannini ma hanno una buona alcolicità, se noi abbiamo un piatto per il principio della contrapposizione che sia untuoso e sia anche succulento, quindi che abbia dei liquidi, e non abbiamo il tannino, dobbiamo utilizzare l'alcol del vino per contrasto, per contrapposizione. Il tannino però, se ce l'abbiamo, nei vini rossi in particolare, ci serve proprio anche a livello di abbinamento vino e cibo, per pulire la bocca e asciugarla, diciamo così, dall'olio e anche dalla succulenza, in parte anche dalla succulenza. Domanda numero 124: che effetto danno al vino le bollicine? Il cosiddetto perlage. Ecco, il perlage è importantissimo. Tanti non, cioè, noi ci interessa vedere allora il colore, facciamo la degustazione, esame visivo, bollicina fine, numerosa, è una bollicina che dura nel tempo e così via. Ma che cosa contribuisce, che cosa dà al vino in realtà? Allora, all'esame visivo dà brillantezza, vivacità, quindi vivacizza il colore, la tonalità e dà una bella limpidezza. Immaginate un bel spumante con le bollicine. Immaginate però senza bollicine che cosa avreste. Ok, immaginate tutte e due e vi rendete conto subito di questa affermazione. Ci porta i profumi al naso e aumenta l'intensità dei profumi, quindi della intensità olfattiva, e aumenta anche la qualità dei profumi che andiamo a percepire. Poi a livello gustativo ci dà la pungenza, una sensazione tattile in bocca che spesso ci piace, va bene? Ci dà, eleva l'acidità, quindi la freschezza del vino me la eleva, me la innalza, anche la sapidità per questo, quindi le sensazioni sapide, attenuando in contemporanea le sensazioni che abbiamo dolci nel senso vero della parola, cioè che sia lo zucchero, va bene? E nel caso di vino rosso con le bollicine aumenta la stringenza, quindi la tannicità, quello che abbiamo detto. Queste, vedete, sono tante caratteristiche che ci danno le nostre bollicine nel vino. Domanda numero 125, momento clou, il solito nostro abbinamento con il cibo. Gli spaghetti alle vongole, con che vino li abbino? Questo è un evergreen, cioè il spaghetti alle vongole sì, estivi, ma non solamente estivi, anche invernali. Allora, vediamo subito la ricetta fondamentale. Io ho preso una ricetta campana con i pomodorini, quindi abbiamo anche il pomodoro, l'acidità del pomodoro, il sapore del pomodoro. Ad esempio, spaghetti o linguine
vongole veraci, pomodorino, magari anche un pomodorino pachino, sai, quelli piccolini dolci buoni, prezzemolo, aglio. Quindi quali possono essere il miglior abbinamento? Ma qual è soprattutto la prima caratteristica di questo piatto a cui fare riferimento per abbinare il nostro vino? Linguine o spaghetti, tendenza dolce molto spiccata. Vongole veraci, tendenza dolce molto spiccata, insieme a sapidità, stanno in mare, quindi è ovvio che è insieme alla sapidità. Pomodorino pachino ci dona quella bella acidità, e quindi che cosa abbiamo? Tendenza dolce. Per il principio della contrapposizione abbiamo bisogno di un vino sapido. Per la sapidità abbiamo bisogno di una certa rotondità del vino, quindi magari se abbiamo un passaggio, c'è una buona maturità, quindi non il vino dell'ultima annata, insomma, magari almeno 2-3 anni precedenti, se possibile, anche una buona alcolicità. La struttura non è altissima, perché qui abbiamo pochissimo, abbiamo la pasta, abbiamo i pomodorini, qualche aroma, l'aglio, vabbè, ok, e le vongole. Quindi una struttura media del vino, quindi diciamo 13 gradi potrebbe andare benissimo. Poi abbiamo aglio e abbiamo molti ci mettono, anche io ci metto il peperoncino magari in quel momento, o anche un po' il pepe, un po' di pepe magari grattato al momento. E sceglierei un bianco, specialmente se non c'è il pomodoro, sì, altrimenti anche un bel rosato. Basatevi su vini che sono di mare, ad esempio vermentini, il vermentino ligure, il vermentino di Gallura, oppure, essendo ad esempio questa qui una ricetta campana, andate direttamente su Greco di Tufo e Fiano di Avellino, difficilmente vi sbagliate. Ancora Insolia siciliana o Etna bianco, sempre per rimanere nelle zone di mare. Se andiamo nel nord, ad esempio, un bel friulano con i profumi del friulano. Attenzione, bisogna anche avere un buon profumo del vino, perché l'intensità e anche la persistenza del vino qui è importante. Non lunghissima, tipo un Traminer, ma una media lunghezza intorno agli 7 secondi, 8 secondi. Perché? Perché qui abbiamo l'aglio, non ci dimentichiamo, prezzemolo e aglio, ma soprattutto abbiamo poi i pomodori pachini. Quindi una lunghezza e un'intensità ci serve sicuramente. Nel Lazio, per esempio, un bel bellone, che non ci sbagliamo. Io amo molto la ribolla dei colli orientali del Friuli, ad esempio, io quella la sceglierei molto volentieri. Comunque, ecco, le caratteristiche del vino devono essere più o meno queste. Domanda numero 126: cosa sono gli orange wine? Allora, gli orange wine, l'avevo accennato in un video precedente, è un vino che va abbastanza, specialmente negli ultimi tempi, soprattutto all'estero. Pare che sia nato in Georgia tantissimo tempo fa. I vini venivano macerati all'interno di contenitori chiamati kvevri, che erano una specie di anfore. Questa è la bella cosa che magari non ci si pensa, almeno chi è che non è del settore, che sono vini bianchi, vinificati però come rossi, cioè viene fatta la macerazione del mosto insieme alle vinacce, alle bucce, chiamo così, bene? E la vinificazione, cioè questa macerazione, può durare qualche giorno, anche un mese, ma anche diversi mesi, quindi più tempo stanno in macerazione più acquistano chiaramente colore. La cosa bella qual è? Che questi vini hanno i tannini. Ne abbiamo già parlato dei tannini. I tannini stanno sulla buccia, sulle vinacce, all'esterno. Quindi facendo una lunga macerazione, ad esempio, noi andiamo ad estrarre questi tannini. Quindi abbiamo sostanze aromatiche importanti, esame visivo, abbiamo un colore aranciato, diciamo così, che non è dovuto all'invecchiamento, ma è dovuto proprio all'estrazione del colore dalle bucce di queste uve bianche. Sostanze aromatiche importanti, quindi ottimi profumi, in particolare fruttati ed erbacei. Spesso vengono scambiati anche per vini rosati, ma non è così. L'abbinamento
un passo indietro. In Italia gli orange wine vengono prodotti, ma soprattutto vengono prodotti all'estero. In particolare dove? Nei paesi tipo la Spagna, la Francia, Austria e Germania, ma anche negli Stati Uniti, dove sono particolarmente apprezzati. Sono vini generalmente biodinamici, ne abbiamo già parlato dei vini biodinamici, anche dei vini biologici, abbinamenti con piatti speziati e cucina orientale sono, non dico perfetti, ma sono un'ottima scelta, e comunque, visto la struttura di questi vini, gradiscono molto anche piatti di carne. 127. Cos'è il terroir? È un termine che noi abbiamo, che si sente spesso. Diciamo che dal terroir dipende la tipologia di vino, oltre che la qualità di vino. Perché definisce che cosa è il terroir? Le condizioni naturali, fisiche e chimiche, la zona geografica e il clima dove viene allevata la vite, quindi dove viene poi allevata l'uva e dove viene poi creato il vino. Se io ho ad esempio uno Chardonnay della Valle d'Aosta, uno Chardonnay dell'Umbria e uno Chardonnay della Sicilia, il vitigno è sempre Chardonnay, ma sono tre vini totalmente diversi. Questo per farvi capire quanto è importante il terroir. Perché? Perché cambia tutto, ma cambia l'esposizione, cambia se è in collina, se è in montagna, la tipologia di terreno, se fa più caldo e fa meno caldo, i venti, se sta magari esposta al mare oppure no, sta in montagna, cioè tantissime sono le variabili. Non ultima, la variabile fondamentale è l'uomo, quindi l'allevamento, presa per ettaro, potatura, pratiche di cantina e così via. Ma il terroir riguarda proprio tutte le condizioni climatiche dove viene allevata la nostra vite e di conseguenza il vino che ne deriva. Quali sono i vini en primeur? Allora, non so se l'ho pronunciato bene. Allora, i vini en primeur, forse lo dico un po' male, perdonate di sotto. Con vini en primeur indichiamo più che altro i vini di Bordeaux, vini francesi. Diciamo che gran parte del mercato si svolge lì. Perché parlo di mercato? Perché l'acquisto del vino viene fatto in legno, cioè prima di essere imbottigliato. È una scommessa che viene fatta dagli investitori su un vino che probabilmente una volta imbottigliato acquisterà valore e anche notevole valore. Allora che cosa faccio? Lo acquisto en primeur, cioè lo acquisto prima che venga imbottigliato, faccio un investimento e poi successivamente, dopo il necessario invecchiamento, affinamento in bottiglia, eccetera, 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 andrò a prendere le mie bottiglie e di solito le rivendo ricavando un guadagno. Questo viene fatto anche in Italia, ad esempio, se non ricordo male, Brunello di Montalcino viene fatto anche con il Barolo e altri nostri vini di punta. Non tutti se lo possono permettere, anche perché non è che vai a acquistare una bottiglia in primera, cioè vai a acquistare una quantità di vino in legno. Però ecco, è più che altro indirizzato a chi commercia vino o veri, cioè grandi estimatori, ma anche a livello investimento grandi estimatori. Io per esempio non me lo potrei permettere. Comunque per chi può è una scommessa, ma spesso è una scommessa vinta da prima, all'inizio. È un mercato particolare, bisogna prenotare il vino molto prima perché spesso poi dopo non se ne trova. Ecco. Domanda numero 129. Perdonatemi, non ho trovato un altro termine, ma perché si sputa il vino? Ecco, allora, non è che il vino si sputa, probabilmente si fa riferimento a quando si fanno tanti assaggi, tipo la fiera del vino internazionale a Verona, Vinitaly, o altre fiere che possano essere presentazioni di anteprime e così via. Non è che si sputa il vino, che si fanno tanti assaggi e comunque noi andiamo tramite le nostre lingue, le mucose all'interno della bocca
e così via. Comunque lo assorbiamo un po' di vino, anche se l'assaggio sono piccoli assaggi e poi il vino viene gettato nei gettavini, va bene? Quindi non deglutito, comunque sia lo assaggiamo, comunque il nostro corpo lo assorbe lo stesso e poi qualche vino effettivamente si beve. Immaginate dei panel d'assaggio dove si assaggiano 30-40 vini al giorno, se non di più, ma io per me anche 15 già sono tanti, va bene? Bere ogni volta l'assaggio. Dopo un po', uno, le nostre sensazioni organolettiche ti vanno a far benedire, e due, è un problema per chi beve a livello proprio fisico. Quindi si assaggia il vino visivo, olfattivo, gustativo e poi dopo si getta il vino. Un po' di vino chiaramente rimane in bocca e con questo noi facciamo le valutazioni sulle caratteristiche, le peculiarità del vino che abbiamo assaggiato. Ultima domanda di questo video: lo spumante cava è italiano? Allora, lo spumante cava è uno spumante metodo classico spagnolo, creato nella zona del Basso Penedès, non so se lo pronuncio bene anche questo. È un ottimo spumante, in particolare ricorda le sensazioni di iodio, sapide, proprio della zona della costa spagnola. È uno degli spumanti più venduti al mondo, anzi c'è un rapporto qualità-prezzo anche ottimo, e se potete, se volete, se vi fa piacere, acquistatelo. Consiglio frittura, molluschi, pesce di mare in assoluto, anche cotto alla griglia, o ad esempio i pesci un po' più grossi anche se riuscite alla brace, magari su un vostro bel barbecue. Anche per questa volta abbiamo terminato il nostro appuntamento. Credo che sia stato anche oggi un viaggio interessante. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale Associazione Sommelier a Tavola con Bacco su YouTube. Aspetto le vostre domande nei commenti qui in basso e rimango sempre a vostra disposizione. Vi ringrazio, un mi piace è sempre gradito. Vi do appuntamento al prossimo video. Grazie ancora a tutti quanti, ci vediamo. Ciao!